Anche oggi una vittoria abbastanza netta, sono arrivate le 4 mete, quindi il punto bonus. Insomma, faccio prima a chiederti cos'è che non va, visto che è la quarta vittoria su 4 partite. Ma non va, ovviamente c'è sempre da migliorare, sicuramente le fasi statiche oggi, soprattutto la mischia chiusa, non siamo stati all'altezza. Reggio sapevamo che aveva un buon pacchetto e infatti lì ci ha messo in difficoltà più di una volta. Ovviamente prendiamo con piacere i 5 punti, è frutto di un gioco piacevole. Il rammarico è che sicuramente il divario tra le due squadre era molto più netto di quello che non dicono i 40 punti e siamo un po', abbiamo un po' l'amaro in bocca perché per il tipo di arbitraggio che c'è stato. Noi siamo una squadra che vuole giocare a rugby. Se la federazione vuole fare esperimenti, mandare arbitri giovani, deve mandarli con una certa capacità e sicuramente con una certa, diciamo, apertura mentale. Non puoi giocare 13 minuti effettivi il primo tempo e 15 il secondo perché continui a fischiare, non dai un attimo di tregua. Noi vogliamo giocare a rugby, questo è il messaggio che voglio lanciare. Penso che l'abbiamo dimostrato dalla prima giornata, dalla prima amichevole che abbiamo fatto e penso che gli arbitri si debbano anche un po' adeguare a questo tipo di intendere il rugby. E parlando adesso dell'Europa, perché tra 2 settimane c'è il primo appuntamento, in queste 4 giornate voi avete puntato su rugby prevalentemente offensivo. Adotterete questa strategia anche in Europa oppure giocherete un po' più accorti, diciamo? No, questa hai centrato il problema. In Europa ovviamente l'obiettivo è quello di cercare di competere con queste squadre che sono sicuramente di un alto livello rispetto a noi. Giocheremo un po' più accorti, un po' più accorti come hai detto, probabilmente cureremo un po' di più l'aspetto difensivo in queste settimane, un po' di più gioco al piede, sicuramente un po' più di tattica sarà necessario utilizzarla perché sono squadre che comunque abituate a giocare a ritmi altissimi, abituate ad avere, mi riferisco a di prima, arbitri che li fanno giocare e per cui presentarsi a un impegno europeo dopo aver giocato nell'ultima partita, cioè oggi, 26 minuti di gioco effettivo su 80, non è facile andare poi a competere con squadre che ne giocano 36 o 42 e quindi faremo del nostro meglio ovviamente, però come hai detto tu sicuramente giocheremo un rugby un po' meno offensivo, magari cercando di approfittare di ogni pallone che abbiamo e di ogni occasione che ci verrà concessa. Un'ultima domanda, oggi per te è stato il debutto casalingo in una partita ufficiale, cosa hai provato? Sì, è stato bellissimo questo pubblico, penso che si sia divertito per il risultato, per il gioco fatto, per le mete che alcune sono state veramente belle. Il mio auspicio è che ci sia un po' di passaparola e ci sia sempre più gente a vedere i Cavalieri. Abbiamo iniziato un progetto, l'abbiamo iniziato secondo me nel migliore dei modi, con la cittadella del rugby, il progetto che sta portando avanti il nostro presidente, pensiamo che possa dare il là per veramente avere 2-3 mila persone ogni partita, questo è l'obiettivo di quest'anno.